è il primo appuntamento di una nuova rubrica. Questa rubrica, intitolata Qual buon Veneto, si pone l'obiettivo di scoprire nuovi posti, curiosità qui della nostra zona, il Veneto. La nostra prima tappa ci porta a Marocco di Mogliano Veneto. Qui c'è un posto altamente suggestivo che alla fine degli anni 70 ha raccolto all'insegna del divertimento adulti e bambini. Stiamo parlando di Veneland, il parco tematico dell'entroterra veneziano. Era il lontano 1977 quando venne inaugurato. Rimase aperto fino al 1980 ed ora, per quel che ne rimane, è veramente un parco fantasma. È rimasto pressoché identico l'ingresso con la biglietteria. Un ingresso davvero particolare e singolare, quasi curioso, in pieno stile veneziano, che ricorda il ponte di Rialto. Il parco era semicoperto. All'interno ospitava una birreria e una pizzeria. Poi c'era il palazzetto del ghiaccio, senza parlare del rettilario e dell'acquario. All'esterno, invece, c'erano alcune giostre ed attrazioni davvero singolari. Ad esempio c'era un trenino safari che esplorava la zona circostante, che ora è area protetta. In questa zona poi c'erano varie aree tematiche, come il fortino e il villaggio degli indiani, il Far West con tanto di show e intrattenimento. Oramai sono passati quasi 40 anni e i vari tentativi di riapertura sono tutti falliti. Resta comunque un luogo misterioso e suggestivo che merita di essere visitato. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Se vi è piaciuto fatecelo sapere. Grazie per averci seguito. A presto!